Un whisky e Coca-Cola. Ragazzi, buonasera. È stata una diretta improvvisa. Subito, già siamo a 234. Saliamo subito a 1000. Arriviamo subito a 1000 perché questa sera c'è una sorpresa. Soprattutto un annuncio importante. Non sono da solo. Qui alla mia sinistra c'è una bella compagnia. Hai visto? Stiamo arrivando subito a 1000. Tu arrivi. Quindi abbiamo grazie. Abbiamo una compagnia stasera. La diretta non sarò da solo. Una cosa che tutti quanti state aspettando, una cosa che richiedete ogni giorno di continuo, senza sosta. Arrivato a 1000, appena arriviamo a 1000 persone, vi dirò subito chi c'è alla mia sinistra perché siamo insieme. Forza, forza, arriviamo subito a 1000. Subito. Forza. Ci siamo. Amore, su, brindiamo. Con whisky e Coca-Cola. Ma tu stai scherzando, non stai dicendo io? 1000, mi dispiace, lo dobbiamo dire. Ragazzi, questa sera sono Gianni Celeste, sicuro? Aspetta un momento. Ci siamo? 1100. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera, buonanotte. Buonanotte. Allora, voi dovete sapere, buonanotte per lui, buongiorno per noi. Siamo qui, abbiamo finito adesso di ultimare le ultime cose perché domani cominciamo a girare il videoclip. Abbiamo finito adesso di cenare, già abbiamo tutto pronto. Domani mattina si comincia e ci sarà questo bel video insieme a Daniele. E che dire, spero sarà di vostro gradimento. Io voglio capire una cosa. Tu perché? Il tuo stai Il mio telefono. come mai a quest'ora? Scusate. Scusate un attimo. Scusate ragazzi, lui abbracciami, quando sei meraviglioso, fantastico. È stupendo, continua così. Grazie. Un bacio. Stai meglio senza barba? Ma come fai tu a conoscermi senza barba se io a barba più di 2 anni? Come fai a dirlo? Vabbè, sono gusti, dai. Buonasera. Un bacio, grande Gianni Celeste. Il mio cantante preferito, sei il numero Gianni. Ciao Gianni, ciao Dani, amori miei grandi. Grande Gianni, colonna sonora della mia vita. Bravo, questo è un bel commento. Bravo Gianni, colonna sonora della mia vita. Bravo, questa è una cosa questo è un commento molto bello. Dani, ciao, mi fai una dedica per mio papà Salvatore. Ragazzi, io ho fatto una scommessa con Gianni, perché Gianni dice ma è un po' tardi per la diretta, cose. Io ho detto fai fare a me, non mi preoccupare. Che i miei fan ci sono i nostri fan che ci seguono, ci sostengono a qualsiasi ora, anche perché un po' tutti facciamo le ore piccole. Buonasera, sei un mito. Sei stupendo, grazie. Si dice, da poi. Ragazzi, vi presento il più rompicoglioni forte. Lui è che è nascosto. Rompe le palle, però fa cose. Riesce a fare le cose. Ciao Danilo, c'è la cantante prima. Allora, Gianni, Sì. ma spiegami una cosa, ma come mai tu con i TikTok? Tu me la devi spiegare mo sta cosa, mo mi devi spiegare sta cosa di TikTok. Perché? È uno dei social che sta funzionando. Siccome sono su Facebook, sono su Instagram, Sì. sono su tutte le piattaforme, perché non su TikTok? Noi mangiamo a qualsiasi ora. Quindi sei su TikTok. Caffè? Ma dormi adesso? Certo. Però ora devo andare a letto io, Perché? perché io devo riposare.
Ma Gianni, allora scusami, allora quando noi ti chiamiamo nonno non è che sbagliamo. No, sbagliate di grosso. Ve lo lascio dire, siete ragazzini, ve lo lascio dire. Noi lo chiamiamo, io e suo figlio lo chiamiamo nonno. Ciao nonno! Perché, scusami, a quest'ora non si dorme. Si deve dormire. Proprio adesso stavo ascoltando una canzone. Daniele, tra poco esce la canzone. Ma la mia canzone? Bravo. Sempre che Dani, sì, infatti ho giurato che dopo stasera non mangio più. Mi metterò a dieta. Ragazzi, l'ho giurato, mi metterò a dieta. Ho litigato con mia moglie. Perché? Io ti nascosto c'ho l'amante. Chi è? La casalinga tutto sesso. E tu? Io sto con Trapoli s'amore. Colonna sonora della mia vita. Io ascolto sempre Gianni Celeste tanto. Insieme farete una bomba, sicuro. Un'altra bomba, sicuramente il top con Gianni Celeste. Un bacio. Gianni, sei la persona più seria che ho conosciuto artisticamente. Qui ti scrivono: Gianni, sei la persona più seria che ho conosciuto artisticamente. Grazie. Ho appena fatto un video del mio compleanno. Dimmi, cosa vuoi dire? Dimmi, tu mi guardi. Però se tu ti metti a fare la diretta Sì, e leggi i messaggi, sì. e questa ananas durerà un mese, io mi occupo fra un mese e non va bene. E non va bene. Ah, quindi che devo farla? Devo finire l'ananas? Finisci l'ananas, salutiamo, ci vediamo domani. Domani si lavora e quindi dobbiamo andare a letto perché domani dobbiamo lavorare. Però gli dobbiamo regalare un TikTok, glielo dobbiamo regalare stasera. Domani. Tutto domani. Quindi adesso tu vai a letto. Adesso salutiamo, io vado a letto, compro il cuccio. Non mi dà nemmeno una siesa. E pezzetta mangia. Siamo stanchi. Ma che cosa pensi di questo bel giovanotto qui? Pizzetta, mangia poco. Gianni gli ha detto che è sciupato. Vedo che è a dieta e quindi però mangia corretto, non si fa mangiare niente. La dieta la fa giusta. Dolce, frutta, primo, secondo, terzo e quarto. Gianni e Daniele De Martino, fate una bella coppia insieme. Sembrate padre e figlio. È normale. Gianni, lui è bellissimo. Sei speciale. Grazie. Fa ancora finta niente, dice come bene, ma non può capire che ne ha lasciato sempre. In ogni sera scena, tu sei a casa. Non può fare sta vita, non fa per te. Ti usa e poi ti getta, non te ne rispetto. Che ne rompo che non te ne dignità. Lascialo perdere. Forte. Gianni Celeste e De Martino, che bomba. Ciao Gianni, sei bellissimo. Ragazzi, Ho scusate, conosciuto la io vi canzone saluto, buonanotte. Un bacio. Se non faccio così, questo tira ancora. Non va bene così. Ragazzi, voi dovete sapere che il nonno è il nonno, quindi lui ha i suoi orari, quindi è molto notturno. No, io sono notturnista, lui no. Lui alle 21. Una sera mi hanno chiesto di farti uno scherzo telefonico, sai che durante la quarantena ci siamo dati un po' da fare e gli ho tenuto compagnia facendo degli scherzi telefonici, ci siamo inventati un po' di tutto per, diciamo, non far pesare questa cosa della quarantena. E mi a Gianni Celeste, ma io gli rispondevo: ragazzi, Gianni Celeste alle ore 22 già si è fatto 2 ore di sonno. E oggi No, dico, io di solito non vado a letto non tardissimo. Seguo programmi televisivi di politica, porta a porta, oppure se finisce il programma io vado a letto. come i nonni, come i nonni. Quella è cultura. Ah, ho capito. Ragazzi, è cultura. Ho capito. Niente, ragazzi, è giusto portare. Io.